Scatman's World. Bella ragazza, tutto come non veneziano ragazzi, il Gran Premio di Spa, il Gran Premio dove l'anno scorso ho vinto la mia prima gara in Formula 1 e quest'anno settimo posto in griglia, posizione che insomma non mi soddisfa pienamente, però possiamo fare molto bene in gara. Nicolino Rosberg secondo, la lotta per il mondiale. Ragazzi, continua. Si parte, devo fare veramente una partenza strepitosa, non posso permettermi di perdere tempo. Vai Kume, go Kume, go, go, go. Vai ragazzi. Ho bisogno subito di superare Nicolino. Vai. Attenzione. E Nicolino è superato. Nicolino è superato. Grande Kume che supera Nicolino. Anche Alfonso supera Nicolino. C'è solo Gisone Hamilton. C'è solo il piccolo Gigi. Dobbiamo superare il piccolo Gigi. E questa è la mia curva. Le Rouge. Oh, ciao ciao Gigi. Bye bye Gigi. Ok, qua posso e devo vincere, questa è la mia gara ragazzi, l'ho vinta anche l'anno scorso, non vedo perché non vincerla quest'anno. Alonso è secondo in questo momento, doppietta Ferrari, però la strada è ancora lunga, sono 11 giri veramente di fuoco. Dai Alonso, cerca di fermare le Mercedes. Dai Kuma. Che Spa è veramente diventata la mia gara, non so il perché, ma lo è proprio diventato. Dai che voglio il sorpasso nel mondiale in questa gara, voglio sorpassare Rosberg, non sono mai stato primo da solo, 3 volte primo ma insieme a Nicolino. Ok, molto bene. Deve fare gioco di squadra però Alfonsino deve fare gioco di squadra. Rosberg è quarto teoricamente, non può essere l'ultimo giro, cazzo, sarebbe perfetto se finisse così. Attenzione, Alonso ci prova, Alonso prova, devo lasciarlo passare, no. Vaffanculo Alfonso, vaffanculo. Ok, primo giro completato. Ne restano 10 giri. Io recupero tanto nella prima curva qua, cioè la Rouge, la famosissima curva. La Rouge. Beh, Hamilton sicuramente supererà Alonso, anche Rosberg teoricamente. Speriamo, dai, speriamo veramente. Devono tenere la posizione su Nicolotto. Nessun ritiro al primo giro. E andiamo ragazzi. Portiamoci a casa questa vittoria. 3 vittorie abbiamo fatto finora, voglio la quarta, la pretendo. Molto bene. Dai ragazzi, dai, comunque il tempo è perfetto, ideale per guidare. Se non c'è la pioggia a questo punto è meglio, che spacca solo i maroni. La sosta ai box chiaramente sarà fondamentale. Sarà fondamentale, non possiamo sbagliarla né nei tempi né nelle modalità. Perché ce la giochiamo comunque tutti i box, devo cercare di guadagnare qualcosa però. Quantomeno su Rosberg, anche se non vinco non è un problema mostruoso, l'importante è star davanti a Nicolino. Il mondiale gira intorno a Nicolino. Ok, e anche il secondo giro è andato. E intanto ragazzi, anche il Vettel supera Rosberg e questa è una gran bella notizia. Sono quelle notizie che ti fanno eccitare proprio. Giro record di veneziano 1.55.322. Non so quanto durerà questo record, però intanto ce lo abbiamo.
Dobbiamo continuare così. Questa è la nostra gara, figli. Vai Kumendon. Miglior settore assoluto, miglior primo settore assoluto. E taglio curva dove? Anzi, ho perso, deficiente. Tanto Hamilton supera Alfonso. Hamilton supera Alfonso e questa non ci voleva. Non ci voleva proprio. Tanto primo ritiro, primo ritiro. Stai calmo, Kume, stai calmo. Dai, venezianone, dai, che stiamo andando bene. Questa è la gara favorita del Kume. Speriamo di fare anche un buon giro. Ancora miglior settore assoluto. Veneziano c'è. Dai ragazzi, dai. Dobbiamo guadagnare il più possibile. Se guadagniamo il più possibile andiamo a vincere noi questa gara, sicuramente. La meritiamo noi. Ok. Andiamo a fare il fastest lap, ti prego. Vai ragazzi, devo andare ai box. Purtroppo il Gigione ha recuperato un po' di posizione, un po' di terreno. Ok, box box. Ah, che Gigione ai box, ok. Carburante basso. C'è un altro ritiro intanto. E good. Buono. Il Kume ai box. Veloci, velocissimi. Devo andare veloci, veloci. Devo stare davanti a Hamilton. Muovite. Grande. Grande, 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 grande. Sei grande, grande, grande. Sei grande come Kumendon. Via libera si dice, no? Via libera, dai. Ok. Carburante normale. E abbiamo anche recuperato su Gigi. E godo. Quanto godo. Ma cosa dici, coglione? Cosa dici? Ottimo lavoro, siamo molto contenti. Sono anch'io contento. Dobbiamo solamente, carburante elevato, stare davanti a tutti. Non dobbiamo perdere posizione su Hamilton e su Rosberg. Carburante elevato e pompiamo. Ho bisogno di pompare. Vai Tori, pompa. Vai come no. Veneziano, amor mio. Devo tirare come disperati adesso, se vogliamo portare a casa il risultato. Non sbagliare adesso. Mamma mia, raga. Purtroppo adesso altro che precisione. Devo tirare come un disperato. In barese puro, fioi. Vai. Il problema è Alonso. Alonso mi può dar fastidio. Perché gli altri mi sembravano più indietro. La sosta è stata veloce. E vediamo. Tira, Kume, tira. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. E non me ne fotto un cazzo. Giro potrebbero risentirne. Sono tutti ai box, sono tutti ai box. Ok. La vettura dietro di te ha appena optato per un set di gomme dure. Ripeto, gomme dure. Dai, 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 dai che stiamo davanti. E stiamo davanti. Alonso secondo. Grandissimi, grandissima Ferrari, ragazzi. Finalmente una strategia perfetta. Eccoci qua. Primi e secondi. Sarebbe bello fare il double. Se facciamo un giro in modalità veloce, vediamo se riusciamo a fare un buon giro. Anche se non mi sembra di aver perso il fastest lap, non mi ricordo onestamente. Non me lo ricordo, con tutta onestà. Dai, come pompa. Questa vittoria sarebbe fondamentale con Rosberg quarto. Mi dà il primato solitario nel mondiale. Crediamoci, Kume, crediamoci.
Può essere l'occasione della vita. Può essere la grande occasione comendiana. C'è un po' di tensione, ma neanche troppa. Questa è una delle gare proprio che mi riesce meglio. No! Sì, porco, sì. Ci facciamo solo questo giro così. Buono, Kuma, molto bene, molto bene. Ok, perché siamo quasi arrivati alla fine. Alonso è vicino, però non vicinissimo. Dai ragazzi, manca un giro praticamente. Dobbiamo tenere la prima posizione, ragazzi. Rosberg è ancora quarto. Che brutto questo errore. Mamma mia, stiamo rischiando, Alonso mi supera. Alonsino mi supera. Final lap, ragazzi, final lap. Mamma mia che lotta, mamma mia che lotta. Scusate. Sembra una vittoria pesantissima questa, veramente pesante. Devo stare molto attento anche. Dai, ti prego Alonso, tieni la seconda posizione, cazzo, voglio la doppietta. Voglio la double double. Come nell'NBA. Anche Hamilton deve tirare su Rosberg. Dai che può essere il weekend perfetto. Può essere il weekend perfetto. Occhio. Relax, Kuma, relax. Ho bisogno del tipico relax. Kuma, relax, take it easy. No! Mamma mia. Ma porca troia, Alonso, no, ma perché? Ma siano... Ma gli ordini di scuderia, che cazzo, però... Ecco, errore scandaloso. Errore scandalosamente scandaloso. Mi sono innervosito, cazzo, eccola là. Eccola là. Sapevo io che era... Vaffanculo. Adesso Rosberg supera clamorosamente Hamilton, incredibile. Maledetta bagarre. Certo che Rosberg ha un culo, però, fio, mamma mia, che bava di merda, oh. L'ultimo giro vado a sbagliare, vai. Babini. Comunque andiamo a vincere. Hamilton grande Hamilton, grande Gigi. Grande Gigi. Andiamo a vincere il Gran Premio del Belgio. Grandi, doppietta. Doppietta Ferrari, ragazzi. Finalmente dopo anni arriva la doppietta Ferrari. Grande Kuma. Grande, grande, grande. Rosberg addirittura quinto. Che godimento. Ragazzi, andiamo finalmente in testa, più 11. Sì. Sì, grande. Nicolino secondo, ragazzi. Costruttori siamo a meno 50. Raga, la Ferrari è realmente tornata. Adesso è tutto nelle nostre manine. Dobbiamo vincere il titolo mondiale. Pilota italiano, macchina italiana. E la prossima è Monza. Quindi, gara italiana. Raga, un saluto da Kumendo Veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.